VS. Siamo alla prima proposta ufficiale di questa edizione del festival. Il tema ricorrente è parte del titolo dell'edizione di quest'anno, è proprio la paura che può essere generata anche da ciò che ci è sconosciuto, da ciò che non conosciamo, da ciò che sfugge alle classificazioni o alle etichette. Bene, quanto sta per accadere, una performance, credo questo sia il modo più corretto per definirlo, tende ad abbattere questi limiti e a scombinare un po', e a combinare un po' le carte, perché la proposta ci arriva da un professore, un docente di filosofia, di metafisica e ontologia dell'arte all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che oltre a coltivare il suo amore per il sapere ha sempre coltivato e anche alimentato il suo amore per la musica e la musica jazz in particolare. Allora ha creato alcune formazioni, questa sera un trio, per proporci la commistione tra questi due linguaggi che sono molto meno distanti di quanto possiamo immaginare. E allora lasciamoci sorprendere dalla musica, dalle parole di Massimo Donà e del suo trio. A tutti voi, buona serata. Innanzitutto buonasera. Ringrazio di cuore davvero gli organizzatori di questo bellissimo festival. Intanto vedo il mio batterista Davide Regazzoni, a cui farei un applauso. Una delle realtà più importanti della percussione nel mondo del jazz, ma non solo, in Italia. E non solo. Grazie a tutti, perché è un onore e anche una responsabilità che mi avete dato, forse eccessiva, chi lo sa, ma noi siamo quelli delle sfide, appunto, no? Quella di inaugurare questo festival con qualcosa di un po' particolare, che mi vede appunto in due vesti. D'altro canto, qualche filosofo nella storia del pensiero occidentale aveva già spiegato che l'uno è in sé molteplice, quindi nulla di strano. E ciò di cui parleremo e suoneremo questa sera ha come titolo Oltre la paura. Oltre la paura. Beh, come si fa ad andare oltre la paura? È stato detto bene prima dagli interventi che mi hanno preceduto che la paura è qualcosa che ci accompagna sempre, in forma più o meno intensa, più o meno devastante. Ma la paura accompagna non solo le nostre vite, la paura accompagna la storia del pensiero occidentale sin dai suoi inizi. Il mio maestro, grande filosofo, uno dei pochi che rimarrà nella storia della filosofia futura, Emanuele Severino, che conoscerete, e da quando ero studente ancora, quindi da parecchio tempo, ripete e ci ripete che quando a scuola ci insegnano, è vero, che Platone, Aristotele avrebbero sostenuto che all'origine della filosofia c'è la meraviglia, il Taumazen. E tutti siamo contenti, felici e contenti, perché il filosofo chi è? È colui il quale si aggira per le strade della polis, si guarda intorno, vede alberi, case, persone, e si meraviglia. Oh, ma cos'è? La beata meraviglia, che bello il mondo, che strano il mondo. Cosa facciamo? Ci chiediamo cos'è il mondo, cos'è l'albero, cos'è la casa, cos'è l'essere umano. Ma sta storiella qua funziona poco, ragazzi. Giustamente il mio maestro, ma non solo lui ormai, ci spiegano che nel Taumazen a risuonare, ecco,
già c'è una musica qui, a risuonare è il terrore, il trauma, l'inquietudine, il mondo, la realtà che ci circonda ci scuote. Beh, già il semplicissimo fatto che la realtà sia, come tutti sapete, non serve essere filosofi, sia in movimento, in divenire. Qualche problema ce lo crea. E perché direte? Perché se la realtà è in divenire, significa che non è mai ferma. Quindi ciò che mi è dato, come noto, conosciuto, potrà sempre essere messo in questione da ciò che verrà. Perché non lo so cosa verrà. L'imprevisto. Un imprevisto che potrebbe travolgermi. E quindi, appunto, l'essere umano, a partire da questa inquietudine, avrebbe, si dice, dato vita a questo grande farmacon, medicina, che è la filosofia. Un modo per imparare, si è detto, si dice, a vivere saggiamente, a non farsi travolgere così da ebeti di fronte al divenire del mondo, ma a, come dire, guardarlo a partire da un sapere. Un sapere che, come sapete tutti meglio di me, nasce in Occidente nella forma, è un termine greco ma è facile, nella forma dell'episteme, ciò che sta. Anche il suono lo dice, no? Ciò che sta, ciò che è stabile, e in quanto stabile dovrebbe, come dire, garantirci intorno a quel che sarà. Sapete che filosofi come Nietzsche, come Spinoza, grandi filosofi, hanno detto peste e corna della speranza, e che ci dicono che chi spera, in fondo, ha un animo fragile. Chi spera solo perché, invece di guardare al presente, si immagina fantastica di un futuro rispetto al quale proietta le sue vane speranze. Poi c'è un'altra tradizione importante, cristiana, me lo segnate voi, che invece ci dice, cari fratelli, Paolo di Tarso, personaggio abbastanza importante nella vicenda che ci sta alle spalle, Paolo di Tarso che ci dice, no, noi siamo cristiani in quanto speriamo. No, possiamo anche sperare. Ciò che ci distingue è la speranza. E allora come la mettiamo? Chi ha ragione? Spinoza, Nietzsche, San Paolo? Chi ha ragione? Bella faccenda. Non semplice. Diciamo solo questo, per non cadere nelle banalità. È facile cadere nelle banalità. Che la speranza di cui parla San Paolo è una speranza, Paolo stesso lo dice, che, attenzione, a cosa guarda del mondo chi spera? Guarda a ciò che non si vede, ciò che non si vede. Si può sperare solo riuscendo a riconoscere tra le trame del visibile, che tutti riconosciamo, qualcosa che non è visibile, ma che è ciò di cui il visibile ci parla. E qui le cose si complicano, io non voglio farla troppo complicata. Cos'è questo invisibile? Qualcuno, sempre lui, definisce la fede legata alla speranza, fede, carità e speranza,
Argumentum non apparentium, argomentazione delle cose che non appaiono, che non si vedono. Poi nel seguito ragioneremo un po' più nello specifico, ma provo a suggerirvi, così come riflessione serale, prima di addormentarvi questa sera, tenete gli occhi un po' aperti e riflettete. Cos'è che si dà a me come non visibile? Tantissimo. E invece cos'è visibile? Facciamo un esempio. Un esempio stupido, perché bisogna farci capire, non possiamo stare lì a fare elucubrazioni metafisiche, le faccio già con i miei studenti, non ne possono più. Facciamo cose facili, semplici. Cosa vedo? Vedo un microfono. Vedo il vice sindaco, con la barba, baffi, lì. Sì? Vedo un vice sindaco? Bah, non lo so mica io. Vedo una barba, una cravatta scura, un fazzoletto che pende dal taschino della giacca. Vedo uno sguardo perplesso, dice: ma che cazzo sta dicendo sto qua? Cosa vuole da me questo? Cosa gli ho fatto nella vita? Ma poi, sapete, vedo una cravatta, anche questo. Siamo sicuri di vedere una cravatta, di vedere un taschino, una barba. Barba è un concetto molto complesso, taschino è un concetto, cravatta è un concetto. No, mi direte voi, ma io vedo questa cravatta qui, no quella sua rossa, sgargiante del presidente del festival. Vedo una cravatta scura. E già cominciamo a dire, allora no, lì non vedo una cravatta, vedo una cravatta scura. Ma quante cravatte scure ci saranno qui? Non va ancora bene. E continuiamo a cercare di farci capire cosa vedi quando vedi, ecco la domanda. In realtà, ragazzi, noi quando diciamo di incontrare le cose, il mondo, diciamo di vedere concetti che, per usare un termine non troppo complesso, potremmo definire a priori, che stanno nella nostra testa. Cravatta è un concetto, taschino è un concetto. Ma quando io vedo una cosa particolare, individuale, che le parole faticano a dirmi, ma cosa sta dicendo sto qua? A parlare della paura, parla della cravatta del vice sindaco, del taschino del vice sindaco, ma è un po' fuori tema, come si diceva, no. Il ragazzo è preparato, ma è andato un po' fuori tema, no? Non sto andando fuori tema, ragazzi, perché il punto è che la realtà che ci sta davanti è sostanzialmente qualcosa che non vediamo, perché quello che vediamo è tutto nella nostra testa. Ognuno di noi ha un nome e un cognome, ha una unicità che non vediamo, che cerchiamo disperatamente di dire. Ecco, le paure, andiamo al tema, ma questa breve introduzione serviva. Le paure non sono mai paure per ciò che ci sembra di vedere, ma che in realtà è tutto nella nostra testolina. Le paure abitano in ciò che dico di vedere, ma che in verità è ciò che il mio dire, il mio testimoniare non riesce mai a catturare. In ognuno di noi c'è questo qualcosa di inafferrabile, di inconcepibile, che non vediamo e che quindi non conosciamo, perché il mio conoscere è fatto di concetti che abitano già nella mia testa, che io sempre riconosco, non conosco, che li so già. Se vedo una cravatta dico, una cravatta, ma so già cos'è una cravatta, capite? Ma il punto è che la realtà che ci circonda ci viene incontro con questa doppia
doppia veste, come una sorta di endiadi. È doppia, ambivalente. Ci parla di un qualcosa che diciamo di vedere, ma ci parla innanzitutto di ciò che non riusciamo a dire e a vedere. Ed è questo che ci inquieta, perché in realtà noi stessi, che dovremmo essere massimamente evidenti a noi stessi, Massimo Donà, grande trombettista, grande filosofo, autoironia, spero si capisca. Chi è? So chi è. Madonna, mi conosco da tanti anni, no? In realtà, ragazzi, noi abbiamo paura degli immigrati, degli islamici, ma siamo una banda di idioti. Scusate la poca raffinatezza del mio linguaggio. Siamo una banda di idioti perché pensiamo che lo sconosciuto sia lì davanti, in quel che vediamo e che concepiamo. Se qualcosa di sconosciuto c'è in ognuno di quelli che ci stanno davanti, c'è perché innanzitutto io sono sconosciuto a me stesso, ragazzi miei, e ognuno di voi dovrebbe saperlo. L'altro, l'estraneo, non è là. Se è là l'ho già oggettivato, già lo riconosco, gli do un nome, cravatta. No? Miles Davis, lo conosco. Ma in realtà non lo conoscerò mai, Miles Davis. Ma è lì quel disco che suona, quel volto che ho visto dal vivo parecchie volte, per mia fortuna. Ma in realtà lì c'è un fondo di non conoscibile che non è altro che il riflesso nelle cose davanti a me della inconoscibilità che mi riguarda più intimamente, della estraneità che io sono per me stesso. Voi direte, ma dove? Bel discorso, ma boh. Ma chi ha scelto di esistere di voi? Nessuno. Noi siamo dati a noi stessi, giusto o no? Allora la paura che proviamo per l'altro, in fondo, non è altro che un riflesso della paura che abbiamo nei confronti di noi stessi, che non sappiamo mai cosa potremo fare. Ma non perché siamo strani, perché non sappiamo chi siamo e non lo sapremo mai. E tutta la vita è una ricerca, come dicevano i filosofi greci, di conoscere se stessi. Perché? Perché non ci conosciamo. Allora, cominciamo innanzitutto, direi, a cercare di fare un percorso per capire un po' meglio questo mistero che siamo noi stessi, invece di sbandierare stupidaggini sull'altro che non conosciamo. Come se l'altro fosse ciò che di esso diciamo. Queste cose qua più o meno le conosciamo, male spesso, però le conosciamo. E allora dovremmo capire che tutta la storia dell'umanità nasce da questa endiadi, da questa unità in sé divisa, in sé molteplice. L'italianità. Ma cos'è? Dove sta? Ma cos'è l'italianità? Ma stiamo scherzando? L'italianità è il frutto di commistioni storiche, secolari, di confusioni. E ogni elemento di queste commistioni a sua volta è frutto di una commistione. Gli italiani sono frutto di mescolanze tra arabi, spagnoli, francesi, unni, visigoti, longobardi. Chi sono gli italiani? Ma di cosa parliamo? E abbiamo paura dell'altro che viene a contaminare i nostri valori. Ma di cosa stiamo parlando? Ogni valore è il frutto di una commistione complessissima che viene dalla storia. Ma innanzitutto rispecchia la commistione che ognuno di noi è tra ciò che sappiamo di noi e ciò che non sappiamo di noi. Elementi indistinguibili. Così come, e adesso la smetto per ora, così come la parola, il suono. Io da un po' di tempo ho deciso di metterli insieme. Adesso vedrete come, ma perché uno dice no. O fai il filosofo o fai il musicista, no? Perché? Socrate dice che
il suo daimon in sogno gli dice: devi fare musiche. E cos'è quello che la filosofia, fin da Pitagora, da Platone, cerca di fare, se non trovare i ritmi, le relazioni tra le cose, tra gli essenti? E cos'è questo? Sono la musica, cosa fa? Mette in relazione i suoni che farà Davide, i suoni che farò io, i suoni che farà Michele. E poi le mie parole sono indipendenti dalla musica? No, io le intono nel modo che è solo mio. Un altro le intona nel modo che è solo suo. La musica non è al di là dei significati. La musica è ciò che permea di sé ogni significato, in quanto si dice in un discorso, ritmandosi in un certo modo, stabilendo certe relazioni. E allora cerchiamo di dare musica alle nostre parole e di, come dire, rendere in qualche modo significanti i nostri suoni. Quello che proveremo a fare con Davide Regazzoni e con Michele Polga, che chiamerei sul palco. Un applauso a Michele Polga, altra grande realtà del jazz contemporaneo in Italia.